Al via le manifestazioni di carnevali in provincia, momenti di tensione si sono avuti nella città di Ravanusa e di Cattolica Eraclea, dove è stato anche sospeso per i restanti giorni i festeggiamenti. A Ravanusa un sedicenne è stato ferito da una coltellata, finisce in ospedale al Barone Lombardo di Canicattì. Per fortuna nulla di grave è accaduto all'adolescente di anni 16, in quanto pare una lite durante la notte al termine dei festeggiamenti di carnevale. Mentre a Cattolica Eraclea una rissa tra pochi ha determinato anche il blocco della manifestazione. Stamani abbiamo incontrato il sindaco di Cattolica Eraclea in questura, Santino Borsellino, in cercare di spiegare che nulla di così grave è successo e chiedere magari alle autorità di riprendere le manifestazioni di carnevale previste per oggi. Sì, si parla di disappuntate, qualche spintone, niente di particolare. Non mi risultano che ci sono persone denunciate, non mi risultano persone pronti soccorsi. Giustamente è un carnevale, quando nei paesi limitrofi non viene realizzato il carnevale, quindi si è creato un po' di GDBO venendo da Ribera per Sciacca dei paesi limitrofi. Basta chiedere divorzi perché poi tutti i ragazzini, è assurdo, ci annullano un carnevale per i bambini, perché tutto è andato bene, fino alla sperata, all'una, io ero presente in mezzo alla gente, nessuna taffaruglia, nessuna lite, perché poi succedono nel carnevale, mi ricordo il carnevale di Sciacca, disse ce n'era in quantità, ma qua nessuno, c'è qualche spintone e basta. Tutto ciò quindi c'è stata, non lo fate allora stasera, viene bloccato Io tutto, sono qua oppure sta cercando di risolvere qualcosa? e sto cercando qua, parlando col questore, perché non vedo l'annullamento del carnevale, perché non ci sono stati, è stato tutto tranquillo da parte mia. Qualche spintone succede nei carnevali, come succede da Vanusa, in altri paesi succedono quando c'è un carnevale, qualche vissa, qualche spintone tra i ragazzi, poi tutti i bambini, ma niente di particolare, annullato un carnevale veramente ho beccato perché i ragazzi si divertono e così portano tutti i ragazzi del mio paese che hanno lavorato con tanti sacrifici per fare una bella festa, i genitori che hanno comprato i vestiti ai figli per cercare di fare delle ispirate, bambini 6 anni, 8 anni, 10 anni, 16 anni, che tutti partecipano con una serata con massima tranquillità, tutto di punto e bianco, senza niente di particolare, annulla un carnevale.